Un membro della fu lista Razza Piave del vice sindaco Muraro ha parcheggiato abusivamente nell'area pedonale della nuova piazza. A Mogliano il clima politico si fa sempre più teso. Dopo un duro comunicato diffuso dalla minoranza che accusa il vice sindaco Leonardo Muraro di due pesi e due misure e di debolezza verso i potenti, si accende lo scontro in comune. Al centro della polemica un episodio avvenuto in via Don Bosco, a 2 passi dal municipio, dove un ex candidato della lista di Muraro ha parcheggiato l'auto sul marciapiede senza alcuna sanzione, sotto gli occhi dello stesso vice sindaco. La polemica si è infiammata ancora di più dopo che sabato scorso un venditore di rose bengalese è stato multato per oltre 5.000 euro per commercio abusivo. Il vice sindaco Muraro non ci sta e respinge le accuse. È una cosa talmente banale che non ha nessun costrutto, denunciata da persone che non erano neppure presenti ai fatti, che si fidano di dichiarazioni di altre persone. Prima di tutto io non posso impedire, perché non sono un pubblico ufficiale che può emettere delle sanzioni. Sono arrivato nel momento in cui è iniziata questa, diatriba fra due signori, il proprietario della macchina e il signore che ha iniziato a fare un po' di confusione. Io avevo già con gli occhi allertato: guarda che lì non puoi stare parcheggiato, ma non era seduto al mio tavolo, era in un altro tavolo con altri amici. Ho sempre detto alla mia polizia municipale che deve essere coerente, per cui le sanzioni, coloro che sbagliano devono pagare. Lo scontro sembra destinato a proseguire. In alcuni casi con i deboli fa la figura dello sceriffo, per poi il giorno dopo con amici o ex compagni di partito usare un approccio, diciamolo eufemisticamente, un po' più morbido, ecco, un approccio da cuor di leone. Chiediamo che gli esponenti della maggioranza che hanno risposto con insulti alle critiche dei cittadini chiedono a quest'ultimi scusa. Noi non abbiamo offeso nessuno, non abbiamo neanche parlato. Comunque qua ci sono anche delle telecamere che, se eventualmente vogliono approfondire questa cosa, ma tutte le testimonianze possono dimostrare che noi non abbiamo neanche parlato con questo soggetto.